5. Ceccato Automobili, concessionaria ufficiale Alfa Romeo a Bassano del Grappa, Thiene e Padova. Costenaro Assicurazioni, i tuoi assicuratori da oltre 40 anni, a San Giuseppe di Cassola, a fianco del Bassano Virtus, perché insieme si vince. Protec, componenti e accessori per l'alta moda, qualità e creatività tutta italiana da oltre 25 anni. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cuore Giallo-Rosso. Dopo la sconfitta di Reggio Emilia e la fine sostanziale di questa stagione, i giallorossi si sono ritrovati oggi a Sacro Cuore per una nuova seduta di allenamento. Si continua a lavorare, meno giorni, ma insomma ci si trova ancora agli ordini di mister Colella. Noi abbiamo provato a fare un po' il punto su come è andata a Reggio Emilia e su come è andata tutta questa stagione con Niccolò Bianchi. In questo caso possiamo parlare di sfortuna per come è andata a finire martedì? Sì, sicuramente i tre legni penso che ne siano una conferma, soprattutto sull'1-0 la traversa di Proia dopo la parata di Facchin è andata dalla parte opposta della porta rispetto a dove era il portiere, con Fabbro che era sotto ad aspettare, la palla è uscita. Però il calcio è anche questo, magari a volte siamo stati fortunati, nella partita più importante della stagione da dentro fuori siamo stati sfortunati. Facendo proprio un bilancio della stagione, magari la fortuna in generale non c'è stata tanto, però tu hai detto ogni tanto siamo stati fortunati, poco quest'anno. Sì, quello sicuramente, se dovessimo fare una percentuale sicuramente magari la percentuale della sfortuna è stata maggiore, però diciamo che è andata così, potevamo sicuramente fare di più e quindi accettiamo il risultato del campo. Torniamo un po' a tutta quella che è stata la stagione, che è stata un po' strana, sicuramente almeno dai 2 volti, se dovessi farci un bilancio. No, probabilmente dai 4 volti, visto che eravamo primi, poi abbiamo avuto 8 partite di blackout, poi siamo ripartiti e poi verso la fine di nuovo c'è stato, non un blackout, però comunque quindi dai 4 volti, non dai 2. Però nel senso sicuramente si è incominciato un cammino che bisognerà cercare di portare avanti l'anno prossimo e sicuramente l'anno prossimo partiremo con un piede diverso. Il mister ha detto comunque io sono orgoglioso dei miei ragazzi. Sicuramente, non essere orgogliosi di questa squadra che è andata a vincere a Renate benissimo, si è presentata a Reggio Emilia facendo una partita del genere e appunto se non ha vinto è per comunque una grossa percentuale di sfortuna, quindi voglio dire assolutamente orgogliosissimo di questa squadra. Questo fine settimana, ferma dunque la prima squadra, tornano protagonisti ancora una volta le giovanili. Va in scena infatti il primo Memorial Ezio Madalozzo. Si giocherà allo Stadio Mercante e saranno impegnate ben 16 formazioni in arrivo da tutto il bassanese di piccolissimi calciatori. Parliamo infatti della classe 2010. L'appuntamento con l'inizio delle sfide alle 14:30, alle 19 invece le premiazioni. Per cui se volete venire a fare il tifo non solo per i piccoli giallorossi ma per tutto il calcio, l'appuntamento come detto domenica al Mercante con la prima edizione del Memorial Ezio Madalozzo. Per quanto riguarda Cuore Giallorosso invece per oggi è davvero tutto, noi ci ritroviamo come sempre puntuali nella giornata di domani. Arrivederci. Ceccato Automobili, concessionaria ufficiale Alfa Romeo a Bassano del Grappa, Thiene e Padova. Costenaro Assicurazioni, i tuoi assicuratori da oltre 40 anni, a San Giuseppe di Cassola, a fianco del Bassano Virtus, perché insieme si vince. Protec, componenti e accessori per l'alta moda, qualità e creatività tutta italiana da oltre 25 anni.